Ok, bene. Non si sente tanto la differenza, ma insomma uso lo stesso questo microfono. Bene, buonasera a tutti e a tutte. Ben arrivati qui in questa casa dell'arte, che per noi è sempre una grande emozione essere qui. Io sono Anna Casagani, sono la presidente dell'edificio della Chiave di Sofia. Per alzata di mano vi chiedo chi di voi ci conosce già, ha partecipato a siete pubblico preparatissimo. Perfetto, risparmiate la storia allora. Benissimo. Ciao, buonasera. Allora, qui questa sera siamo qui per restituire in realtà a voi, ma un po' al territorio, quello che è stato un percorso di più di un anno, grazie a questo progetto finanziato dall'Europa all'interno del programma Erasmus+, nato con l'obiettivo di unire il pensiero visivo, il visual thinking, con quella che è la filosofia, l'arte e altre metodologie. È nato come progetto di scala minore, quindi un progetto piccolino per l'Europa, era il nostro primo, quindi è stato per noi un bel test, una bella sperimentazione, con altri però 3 partner europei, un centro artistico di Madeira in Portogallo, una scuola privata in Lituania, un centro invece didattico in Bulgaria e poi ovviamente noi della Chiave di Sofia. Quindi 4 realtà che si sono confrontate e hanno cercato di capire cosa era possibile fare per legare appunto il pensiero visivo con la filosofia e soprattutto l'arte. Ciascuno di noi ovviamente ha messo quella che era la propria competenza, la propria specificità, e l'obiettivo era quello di creare un corso online totalmente gratuito, che qui vedete con ve l'ho proiettata la piattaforma messa online, appunto un corso di 40 ore dedicato principalmente a innanzitutto i grandi curiosi, questi non fanno mai male, quelli che amano sempre la meraviglia e scoprire qualcosa di nuovo, ma innanzitutto poi a insegnanti, educatori, operatori culturali, giovani, tutti coloro che in qualche modo avessero la curiosità di capire come la filosofia e l'arte potessero essere messe insieme per qualcosa di concreto. È nato questo videocorso suddiviso in 4 diversi moduli, ogni modulo appunto è dedicato a ciascun partner, per cercare di creare proprio delle competenze, delle abilità, competenze innanzitutto legate ovviamente al pensiero critico, e parlo soprattutto per il nostro modulo, competenze e abilità legate poi a strategie, metodologie specifiche legate ovviamente al visual thinking, quindi legate soprattutto ai moduli dei bulgari e dei lituani, quindi la parte più didattica e la parte più di apprendimento, e invece una parte finale sviluppata dal partner di Madeira e di Portogallo, quello più artistico, quindi effettivamente come l'arte nelle sue molteplici diverse forme può abbracciare il pensiero critico ma anche il pensiero visivo. Questo corso è totalmente gratuito, quindi dopo magari finito questo evento vi condivideremo anche il link, lo potete ovviamente usufruire, sono 40 ore di corso tra spiegazione frontale e anche degli esercizi pratici. Per noi è stata abbastanza una sfida che abbiamo accolto perché da sempre come Chiave di Sofia avevamo questa idea di cercare di portare la filosofia all'interno dei contesti museali, o meglio utilizzare le opere d'arte di qualsivoglia natura, di qualsivoglia tipologia, per arrivare a cogliere, a capire, a costruire insieme, a abbracciare anche concetti complessi che sono invece propri della filosofia. Ovviamente questo sempre nell'ottica di cercare di affrontare questioni legate ovviamente al vivere quotidiano, e questo è quello che da sempre facciamo come Chiave di Sofia, quindi utilizzare ovviamente i contesti museali e le opere d'arte per cercare di spiegare, di avvicinare a concetti che sono propri della filosofia. Quindi siamo stati innanzitutto noi dei fruitori di questo corso, perché per noi è stata un'occasione per apprendere innanzitutto le metodologie del visual thinking, diverse strategie che possono essere impiegate nei più disparati ambiti, da quelli aziendali, da quelli personali, da quelli didattici, da quelli educativi,
da quelli anche relazionali se vogliamo, quindi è stata per noi ovviamente occasione per apprendere ciò che non sapevamo, o meglio sapevamo dal punto di vista filosofico ma non poi pratico e concreto. La piattaforma ve la spiego molto semplice, è divisa appunto come vedete nei diversi moduli. Vado nel nostro modulo ovviamente, il modulo 1, che è stato dedicato proprio alla filosofia in senso stretto se vogliamo, quindi dall'osservazione proprio attiva sino ad arrivare poi anche al pensiero complesso. Ogni lezione per noi è stata strutturata in due moduli differenti, una parte didattica frontale e una parte invece di esercizio che lasciamo che venga svolta dal partecipante, quindi dalla persona singola. E così si va avanti per le diverse lezioni sostanzialmente. Per farvi vedere un modo un po' più diverso, quello un po' più artistico, scusate, non è il 2, appunto dal partner portoghese, è stata utilizzata proprio anche diverse forme artistiche per fare il videocorso, quindi l'intelligenza artificiale prima su tutte, sono state fatte delle video interviste degli artisti locali, dei workshop diretti che hanno fatto in sede, quindi insomma hanno cercato di mostrare più il lato pratico di quello che poi noi abbiamo spiegato dal punto di vista filosofico. Il progetto poi, una volta concluso il corso, aveva appunto l'obiettivo di sperimentare in pratica quanto è stato appreso attraverso questo corso, quindi chi ha partecipato, noi in primis tra tutti e altri che hanno seguito il corso, l'idea di mettere in pratica quanto appreso. Da qui è nata l'idea di venire qui a Possagno, nella casa del Canova, utilizzare il neoclassicismo come occasione per sperimentare direttamente come la filosofia possa incontrare il mondo dell'arte. Quindi questa prima serata sarà un po' più teorica, se vogliamo, di infarinatura e di resoconto di quello che abbiamo fatto, però poi ci saranno altre occasioni pratiche dove entreremo dentro il museo, ci saranno due workshop, il 21 febbraio e il 28, se non erro, al pomeriggio. Saranno 2 ore di attività dove insomma useremo le opere del Canova per fare della filosofia. Quindi l'invito ovviamente a proseguire il percorso con noi, sono 3 occasioni differenti, però la parte pratica è davvero fondamentale quando parliamo poi anche di pensiero visivo. Io faccio sempre la parte più burocratica, se vogliamo, di questi incontri, ma sono ben felice di essere qui con Gaia Ferrari, che da sempre insomma, ha dedicato la sua vita alla filosofia, nella filosofia da tanto tempo. È finito, non è finito il dottorato? Ha finito appena il dottorato in America, quindi insomma ha una vita finora dedicata veramente allo studio e alla ricerca. Gaia con noi scrive, segue diverse attività, da tutta la parte didattica con gli adulti, dai corsi di filosofia ai circoli di filosofia, e si è messa in gioco su questa grande sfida di costruire le 5 lezioni dedicate più alla parte teorica, quindi chi meglio di lei potrebbe farvi il sunto di quello che è stato un po' il nostro percorso. Noi abbiamo intitolato questo evento Da Platone al Visual Thinking proprio perché in realtà nel videocorso troverete Platone e Aristotele, quindi siamo tornati alla Grecia antica, però questa sera volevamo dedicare un po' più un momento a quelli che sono stati altri filosofi che hanno accompagnato questo corso. Io non aggiungerei altro se non ne lasciare e ringraziare nuovamente Gaia perché è stata una bella sfida, ha avuto tempi serrati per fare queste lezioni, l'ha fatta in lingua inglese, quindi il corso ovviamente è in lingua inglese, però è tutto sottotitolato, quindi insomma si può abbastanza seguire, e quindi a te la parola per questo mini viaggio. Ecco. Grazie. Grazie Elena, grazie per aver introdotto il corso. Io dovrò fare un'ulteriore introduzione, perché prima di tutto che cos'è questo visual thinking? Che abbiamo sentito nominare spesso. Allora, fondamentalmente il visual thinking è una metodologia, vuol dire un approccio cognitivo che viene utilizzato, slide,
che viene utilizzato, sfruttato proprio perché noi abbiamo questa capacità di guardare, di vedere sia con gli occhi che con la mente. E la particolarità del visual thinking è proprio quella di utilizzare come strumento delle rappresentazioni visive, grafiche, che possono essere delle immagini, delle mappe concettuali, dei simboli, eccetera, eccetera. Tutte queste rappresentazioni grafiche hanno come obiettivo quello di, prima di tutto, riuscire ad organizzare meglio le nostre idee, quindi a creare chiarezza, diciamo così, all'interno del nostro pensiero, però hanno anche la funzione di permetterci di risolvere dei problemi in modo creativo, in modo originale, e poi anche ovviamente quella di riuscire a comunicare agli altri i nostri pensieri, i concetti che abbiamo sviluppato, anche le connessioni tra i concetti che noi abbiamo appunto sviluppato, e quindi ha sia un obiettivo legato al chiarire cosa pensiamo, come lo pensiamo, ma anche un aspetto più relazionale, un obiettivo più relazionale legato alla comunicazione e ovviamente poi successivamente alla collaborazione. Ora, queste rappresentazioni grafiche che vengono fatte per aiutare il nostro processo cognitivo non dovrebbero essere delle copie, delle semplici copie, cioè nel rappresentare visivamente i miei pensieri dovrei riuscire a trasformare i miei stessi pensieri, quindi creare qualcosa di nuovo attraverso le immagini, perché se io copio semplicemente le informazioni anche in una mappa concettuale si perde, no? Proprio quel senso della scoperta, anche della curiosità che era stata citata prima, del trovare degli elementi nuovi che magari il linguaggio non mi aveva permesso di scoprire, questi elementi nascosti che le immagini, in modo molto più intuitivo ovviamente, riescono a farmi scoprire. Questo è un po' l'idea generale, e questa idea generale è un po' riassunta in questa citazione qui di Alessandro Bonaccorsi, che è un ricercatore e anche uno studioso di visual thinking, in cui dice appunto la trasformazione di dati freddi e astratti in informazioni, quindi possiamo dire informazioni, quindi poi anche in rappresentazioni grafiche che siano in grado di comunicare in modo efficace dei risultati, è una competenza che ogni ricercatore dovrebbe acquisire, e noi ricercatori possiamo metterci magari ogni persona dovrebbe acquisire, o come è stato già detto ogni insegnante magari dovrebbe acquisire. Non è possibile spiegare certi risultati soltanto con le parole, quindi c'è una sorta di limite a volte nel linguaggio, intrinseco al linguaggio, bisogna saperli visualizzare. Attraverso l'uso del disegno si possono imparare segreti per progettare, comporre e rappresentare i dati, e quindi, se vogliamo, poi migliorare anche la nostra conoscenza, crescere la nostra conoscenza in senso qualitativo in questo caso, non solo quantitativo. E io vi ho detto prima che può essere una competenza che ogni persona può acquisire, proprio perché questa metodologia del visual thinking è oggi molto di moda, possiamo dire, piace molto, e è stata introdotta negli ambiti più disparati. È stata introdotta appunto nella didattica, nell'insegnamento, è stata introdotta anche però all'interno delle aziende, nelle start-up, proprio perché è molto congeniale al lavoro di gruppo, e poi anche nella ricerca, che sia la ricerca scientifica, sociologica, umanistica, eccetera, eccetera. Quindi insomma è una metodologia che piace molto e che trova gli studiosi d'accordo un po' in tutti i vari ambiti del sapere umano. Ora, cosa c'entra questo visual thinking con la filosofia? Non so se qualcuno di voi ci ha pensato, magari, o vi è venuta la domanda, vi è sorta la domanda. Che già un po' tutti. Per ora sembrerebbe proprio nulla, no? Non ci sono molti collegamenti. Allora, in realtà la filosofia, noi abbiamo pensato appunto di agganciare il visual thinking con la filosofia, prima perché ci è stato chiesto e queste erano le nostre competenze, cioè sapevamo la filosofia prima che il visual thinking, ma poi perché la filosofia potrebbe dare uno spessore diverso a questa metodologia
cognitiva in generale, perché potrebbe darle una sorta di profondità aggiuntiva, potrebbe modellarla in modo tale da ancorarla a quello che è il pensiero creativo e il pensiero critico. Cioè tante volte è facile trasformare le mappe concettuali, le immagini, come vi ho detto prima, in semplici copie, in copie che rappresentano, diciamo così, una schematizzazione un po' superficiale o un riassunto superficiale. La filosofia invece, tramite alcuni dei suoi concetti, riesce a dare profondità a questa metodologia, cioè proprio a trasformare questa metodologia in uno strumento di lavoro che rende il nostro pensiero più vivo, più dinamico, più energico, più in grado di creare contatti, interazioni e quindi di scoprire questi segreti del mondo, no? Condividendoli poi con le altre persone, no? Quindi è proprio un mettere insieme queste due cose per migliorare in realtà entrambe queste due tradizioni o queste due prospettive. È chiaro quello che... Ok, ora questo sì. Ok, questa è una mappa perché noi abbiamo pensato di realizzare questo obiettivo concretamente attraverso 5 elementi che sono, come vedete scritto, il pensare, ovvero che cosa vuol dire pensare, che cos'è la verità, che cosa vuol dire scoprire qualcosa, perché poi l'oggetto del pensare è la comprensione della realtà, quindi riuscire a raggiungere certe verità, l'osservazione attiva, che è già stata citata, l'apprendimento, la didattica e infine le immagini che l'ultimo punto è il punto che ci riporta a Platone e voleva mostrare come in realtà il pensiero per immagini è qualcosa che non nasce con il visual thinking, ma nasce già da prima, perché Platone per esempio fa un grandissimo utilizzo dei miti, queste storie per spiegare concetti complessi, quindi c'è una ripresa molto forte di quello che è lo scopo e uno degli obiettivi del visual thinking. E lo stesso anche Aristotele con la sua discussione, la sua analisi delle metafore, dell'importanza delle metafore all'interno del pensiero umano. Però noi partiamo con il pensare e mano a mano poi vedremo in che modo tutti questi elementi hanno un risvolto concreto con il visual thinking. Ok, pensare. Vi chiedo a voi, adesso voi vedete qui la descrizione e tutto, però che cosa vuol dire pensare? Questa è una domanda che forse è già più nelle corde di ognuno di noi, che qualcuno si è posta perché tutti noi abbiamo pensato nella nostra vita in qualche modo. Adesso chiudiamo il computer. Per voi, ovviamente, cosa vuol dire pensare a qualcosa? Elaborare quello che si è recepito, quello che si vede, è un'elaborazione della realtà. Ok, già il termine elaborazione è molto interessante, lo teniamo un attimo qua perché poi magari lo dobbiamo un attimo specificare. Qualcun altro? Possiamo fare tipo come si dice, il brainstorming di idee. Dare un senso. Dare un senso alle cose, ok? Quindi elaborare le cose, cioè tutte le cose con cui abbiamo a che fare, no? Dare un senso alle cose. Crearsi un'opinione su delle cose. Sì, avere un'opinione. Creare poi un'azione. Ok, quindi utilizzare le idee e le opinioni poi per agire. Bene, siamo già a degli spunti molto interessanti, perché diciamo così, nella storia della filosofia il pensiero è stato prevalentemente associato alla contemplazione.
almeno nell'epoca classica, no, durante il periodo di nascita della filosofia, pensare voleva dire contemplare delle verità che erano eterne, che erano universali e che quindi non cambiavano mai. Platone, per esempio, se ritorniamo sempre a Platone, pensava appunto che la conoscenza fosse il movimento che compie l'anima nel momento in cui si distacca dal mondo sensibile, gradualmente si allontana dal mondo sensibile per potersi focalizzare completamente nella conoscenza delle idee. E le idee erano qualcosa di separato dal mondo sensibile, proprio perché non cambiavano mai. Per Platone, non so se sapete, ci sono i casi concreti, diciamo per esempio, di giustizia, e poi c'è l'idea di giustizia che ricomprende tutti questi casi. Ma l'idea di giustizia è ciò che mi permette di riconoscere le cose, diciamo così, come giuste. Quindi, per esempio, una persona giusta, se chiedo voi, che persona è? Quali sono delle attività o delle azioni che fa una persona giusta? Per esempio non ruba, ok? Quindi non rubare io lo identifico come un'attività legata all'idea di giustizia. È onesto? Sì, il fatto di essere onesto, quindi magari anche se vado in hotel non prendo le ciabattine che ci sono lì o i campioncini dello shampoo. Altri esempi che mi vengono in mente di quando si è giusti. Se sono onesto magari anche quando parlo con le persone. Non mento, perfetto, dico la verità alle persone. Ora, tutte queste cose qua sono degli esempi di giustizia, però per Platone c'è poi l'idea di giustizia che permette di capire come questi casi particolari siano effettivamente giusti. Ecco, la verità, il pensiero per Platone è proprio riuscire ad osservare, a contemplare quest'idea qua di giustizia. E quindi fondamentalmente il pensare è un vedere ciò che è eterno e immutabile. E come Platone l'hanno pensata anche tanti altri filosofi. Poi ci sono stati molti cambiamenti nella storia del pensiero, ma anche proprio nella storia europea, e all'inizio del Novecento si è imposta in maniera sempre più forte l'idea che il pensare era un fare, cioè che l'idea che il pensare non era semplicemente contemplare la realtà così com'era e in qualche modo essere soddisfatti di questa contemplazione, di questa osservazione, ma il pensare era un tentativo di trasformare la realtà. Come è stato detto, no? Io conosco, mi faccio delle opinioni, sviluppo delle idee, dei concetti, ma quei concetti là sono degli strumenti per poter agire, diventano degli strumenti che ho in mano per fare, per agire nel mondo e a partire da questa azione poi venire trasformato dal mio agire stesso. Quindi vedete che cambia un po' la percezione di che cos'è il pensare. Anche qui no, il senso, l'elaborazione potrebbe ricondursi a questa concezione un po' più attiva del pensiero. No, perché poi io elaboro i concetti, ma li elaboro trovando un nuovo senso che poi mi può servire ad agire nel modo che voglio io nel mondo, no? Anche il dare un senso, il fatto di trovare un senso alle cose poi mi permette di comportarmi in un certo modo, perché se io trovo un senso, poi cerco anche di rispettare quel senso, di agire in conformità con quel senso che ho trovato. Ecco, uno dei filosofi che si è soffermato di più su questo aspetto del pensiero, quindi un pensiero che è, diciamo così, trasformativo, che è un fare, è John Dewey, che è un filosofo pragmatista americano
in cui, vedete, lui dice il pensiero è il metodo dell'esperienza intelligente nella sua progressiva espansione. Allora dice, cosa vuol dire tutto questo? Però il pensiero è il metodo dell'esperienza intelligente, quindi ci sta dicendo prima di tutto che il pensiero è radicato nell'esperienza, che nasce a partire da un'esperienza che noi facciamo. E questa esperienza di solito è un'esperienza che ci confronta con una difficoltà, con un problema, con un'incertezza. Però in questa esperienza aggiunge l'aggettivo intelligente, perché in questa esperienza io devo intervenire per ristrutturare il senso o elaborare in maniera diversa il senso delle cose. Quindi se io mi trovo di fronte a un problema, devo riuscire a risolverlo. Quindi il pensare in questo modo diventa l'azione che io faccio per riuscire a risolvere un problema che è nato da una difficoltà, da un dubbio, da un'incertezza. E le idee che io ho mi servono proprio come strumento per riuscire a superare questo problema iniziale. E infatti, come leggete invece sopra, lui dice non si può considerare il pensiero come uno specchio che riflette passivamente il mondo. Quindi pensare che c'è un mondo esterno e il mio pensiero deve solamente cercare di riflettere quel mondo là, non è la visione giusta del nostro modo di stare nel mondo, del nostro modo di comportarci nella realtà. Bisogna trasformare il pensiero in un'azione che quindi cambi i nostri comportamenti passo dopo passo. E lui sviluppa questa idea del pensiero riflessivo, cioè di un pensiero appunto che noi oggi lo chiameremo, che è una forma di problem solving, un pensiero riflessivo che consta di varie fasi e che ci dà proprio l'idea di come il pensiero sia un fare, un'esperienza attiva, dinamica e trasformativa. Le fasi sono 5, questa è un'immagine un po' ingannevole perché vi fa vedere solamente 4 fasi o 4 elementi, però lui dice, come vi ho detto, si parte sempre da una difficoltà, si parte da un dubbio, da un'incertezza. Questo è uno, secondo me, dei punti più interessanti, perché molte volte noi quando dobbiamo confrontarci con una difficoltà pensiamo ho sbagliato a fare qualcosa, se ho un dubbio, se non capisco le cose, ho fatto un errore, è un mio problema e cerchiamo di tacere, di mettere a tacere immediatamente quel senso di, diciamo così, anche un po' di soddisfazione o quell'idea che non mi è chiaro come stanno veramente le cose. E invece, dice Dewey, quel senso là va protetto e va anche un po' coltivato, perché non è detto che noi stiamo sbagliando semplicemente perché non abbiamo capito le cose come ci sono state spiegate o come le abbiamo lette. Potrebbe essere che effettivamente quella cosa lì rappresenta per noi un problema, magari non lo rappresenta per gli altri, però può portarci a scoprire qualcosa di nuovo. Quindi quel senso di dubbio, di incertezza, di problematicità, dice Dewey, va sempre coltivato. Cercate di coltivarlo, non mettetelo sempre subito a tacere dicendo sono io che non capisco niente. Dategli una possibilità. Poi magari non vi porto da nessuna parte, però intanto provate a dargli una possibilità. Questa è la prima fase. La seconda fase è quella di trasformare questo sentimento di appunto incertezza eccetera eccetera in un problema vero e proprio. Quindi io all'inizio ho la sensazione di non aver capito qualcosa, di qualcosa che non torna, poi quella sensazione là la devo trasformare in un problema, cioè la devo trasformare nella definizione di un problema. Ok, quella sensazione là dipendeva da questo problema qui. Ok? Questa è una fase molto importante perché riuscire a definire con esattezza qual è il problema è veramente fondamentale, richiede pazienza, un minimo di pazienza, un minimo di osservazione
è un minimo di anche, diciamo, consapevolezza di se stessi e di, no, dei propri meccanismi di ragionamento e di pensiero. La terza fase sarà la fase delle ipotesi. Quindi ho un problema, sono arrivata a definire un problema, devo con la mia immaginazione cercare di trovare delle ipotesi che possano risolvere quel problema. E di ipotesi ne posso trovare tante, anzi Dewey dice siate creativi, trovate, cercate tante soluzioni, non fermatevi semplicemente alla prima, ma cercate di trovarne molteplici che siano anche contrastanti tra loro. A questo punto c'è la quarta fase, che è la fase invece dell'utilizzare il nostro pensiero, diciamo, logico astratto per capire tutti i pro e i contro delle nostre ipotesi. Quindi mi faccio una sorta di tabella, ecco, di mappa in questo caso, e per ogni ipotesi cerco i pro e i contro. Come si sa, no? Poi i pro e i contro devono essere valutati e giudicati da noi. I pro vincono sui contro, oppure i contro vincono sui pro. A quel punto là, dice Dewey, dopo aver analizzato tutte le possibilità e avendone scelta una, siamo pronti per l'ultima fase, cioè il mettere in pratica quello che abbiamo, diciamo così, appreso cognitivamente, cioè cercare di testare, di mettere alla prova la soluzione che abbiamo trovato. E anche questa fase è fondamentale, non la si può evitare secondo Dewey. Mettere alla prova nella concretezza dei nostri comportamenti, delle nostre relazioni, eccetera, eccetera, le nostre idee è veramente fondamentale. Ovviamente qua può nascere l'impasse, perché potrebbe essere che la soluzione che noi abbiamo trovato non funziona. In alcuni casi siamo fortunati, funziona, in altri invece non funziona. A quel punto non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo tornare indietro alla fase numero 4, quindi quella dell'analisi delle varie ipotesi, e cercare una nuova alternativa, in modo tale da riuscire a risolvere effettivamente questo problema. È chiaro questa modalità, no? Di pensare e di sviluppare il nostro pensiero? Sì. Posso aggiungere un pensiero giusto per Sì. Questa sembra anche molto la dottrina dei first principles, cioè i principi primi, la scomposizione del problema, per arrivare a un problema così scomposto da avere l'idea del problema e poi arrivare all'idea della soluzione. Sì. Quindi è un parallelismo che può essere adottato. Sì, assolutamente. Anche adesso con l'insegnamento ci sono 1000 metodologie legate, loro chiamano più al problem solving, che ci sono sempre, mi sembra, 5 fasi, però sono tutte riflessioni che ripartono un po' da questa visione di Dewey del pensiero, da questa, come ha detto lei, uno scomporre fondamentalmente. Sì. Perché poi quando si riconoscono questi principi primi o questi, diciamo così, sottoprincipi, microfasi, poi la soluzione diventa più facile, proprio perché c'è più chiarezza fondamentalmente. Sì, che poi l'idea di soluzione è quella che in teoria è la soluzione principe che poi dovrà essere adottata in situazioni simili, insomma. Sì. Qualcun altro? A voi mi piace? A me qualche volta, sono sincera, io sono ancora legata alla visione un po' classica di filosofia del pensiero, però quest'idea comunque è molto interessante, no? Cioè legare il pensiero in modo così radicale all'esperienza e al nostro modo di stare al mondo è molto affascinante. Bene, vado con Gadamer perché poi in realtà è con la verità e poi vediamo l'applicazione al visual thinking. Allora, secondo punto, che cos'è la verità? Vi rigiro la domanda, che cos'è la verità di prima? Vi è mai capitato di dire quella ho scoperto la verità? Cioè ho capito
capito perfettamente quella cosa e quindi sono riuscita ad agguantare la verità. Io continuerei con non esiste. Ah, beh, non esiste la verità. Beh, è un buonissimo punto di partenza. Siete tutti d'accordo? Beh, prendiamo le due ipotesi allora. Esiste la verità o non esiste la verità? Secondo voi? Ognuno crede ciò che vuole. Ok. Sì. Quindi diciamo È relativa. è relativa, sì, al soggetto. E anche al momento storico o al momento della vita del soggetto. Quindi cambia sia individualmente che all'interno della società. Ma ci sono delle idee che magari potrebbero essere effettivamente valide sempre e ovunque? Oppure no? Nonostante la verità sia relativa a noi, quello che sentiamo noi, che viviamo noi, ci potrebbe essere qualcosa che vale comunque sempre? Verità assoluta. C'è una verità assoluta? Beh, oggettivamente sono le convenzioni, no? Queste verità assolute? Sì, io pensavo più che altro a dei principi, per esempio non uccidere, no? Quindi quella, vogliamo, non so se la mettiamo nelle convenzioni, potrebbe essere, però se qualcuno mi dicesse no, il principio non uccidere è qualcosa che cambia in base al momento storico o è un principio che è una verità che vale sempre? Vale sempre verso una guerra in quel momento. Ok. E rischia la propria vita, magari di uccidere. Non è valido. Non è valido. Dovremmo togliere la guerra, l'ideale. La verità è che la guerra uccide, questa è una verità unica in verità. E questo è vero, ok. È vero, un'altra verità, secondo me, è assoluta, la guerra uccide. È relativa o assoluta? Assoluta. Ecco, allora forse qua già in realtà vedete che emerge forse una differenza tra alcune verità che sono etiche e che quindi poi magari diventano effettivamente convenzioni, perché sono molto legate alla società, e alcune verità invece più logiche, che invece sono così come sono. Un triangolo, per esempio, è una figura geometrica che ha tre angoli e non lo posso contraddire, perché la stessa parola triangolo mi dice che ha tre angoli. La guerra uccide è qualcosa che non posso contraddire logicamente, perché la guerra implica lo scontro e l'uccisione di altre persone. Però forse abbiamo, diciamo così, delle verità logiche che sono più facili da assolutizzare e poi delle verità più esperienziali, più esistenziali, etiche, morali, che invece possono essere relative. Ora, in realtà il discorso che volevo fare io è un po' diverso, però questo è ragionamento molto interessante, perché cosa succede? Che anche qui, ritornando anche magari a Platone come esempio, la filosofia tende, o comunque ha avuto questa tendenza, a pensare alla verità come qualcosa di assoluto, di universale, di oggettivo, quindi come una certezza che io devo possedere, e una volta che la possiedo poi non la devo magari più mettere in discussione, quindi diventa un possedimento certo, assoluto, indubitabile. In realtà il rappresentante qui più classico sarebbe Cartesio. Non so se conoscete un po' Cartesio, qualcuno l'ha mai sentito? Sì, avete sentito il cogito ergo sum, ecco, no? Il penso dunque sono. La verità lì è il risultato, diciamo, di questo processo di dubbio, che è un dubbio metodico radicale, anche iperbolico viene definito, che mette in atto Cartesio, perché Cartesio vuole distruggere tutto quello che non è assolutamente certo, che presenta anche il minimo dubbio, in modo tale
da fondare la scienza su basi nuove, su delle nuove fondamenta che siano però assolutamente certe e indubitabili. Quindi l'idea di Cartesio è appunto, nel momento in cui io arrivo alla verità del cogito, quindi del penso dunque sono, ecco che io possiedo quella verità e quella verità è assoluta, non la potrò più mettere in discussione. Però anche questa non è una verità così forse esistenziale, è una verità, diciamo così, logica. Infatti poi l'indubitabilità di questa verità dipende dalla logica e il fatto che è impossibile contraddirla. Però anche qua la filosofia ha subito un cambiamento, soprattutto ancora una volta nel Novecento. No? Il Novecento è stato un periodo abbastanza complesso e questo periodo chiaramente ha portato i filosofi a mettere in dubbio tantissime delle considerazioni, delle acquisizioni che avevano fatto. Ovviamente tutto è stato preparato da quello che è successo prima, ecco, nulla avviene per caso. Però nel Novecento c'è stata quella spinta a cambiare la direzione dello sguardo della filosofia e in questo caso anche qui Gadamer e Hans-Georg Gadamer, che è un filosofo invece tedesco, concepisce la verità in un modo diverso, cioè la verità diventa questo evento di disvelamento, questo evento tramite cui si dischiudono sempre in modo parziale e incompleto le cose e si dischiudono alla mia prospettiva soggettiva, al mio modo di vivere, in base al mio contesto culturale, al mio contesto storico, in base anche al luogo geografico in cui vivo. Quindi la verità non è colta una volta per tutte, non è una verità che io riesco ad afferrare e in qualche modo a introdurre nella mia testa e tenerla lì come assoluta, come qualcosa che vale sempre e comunque. No, la verità è un processo parziale, graduale, di disvelamento delle cose, tramite cui io riesco a cogliere delle sfumature fondamentalmente e quindi, come dice Gadamer, la comprensione poi diventa un incontro dialogico, perché per comprendere le cose e quindi per arrivare alla verità io ho bisogno del confrontarmi con tutto ciò che mi sta attorno e possono essere, come abbiamo detto, la cultura, che è stata già citata, la storia, il luogo in cui viviamo, ma anche le altre persone sono fondamentali. Diventano fondamentali anche le altre persone. Qui in realtà io vorrei tantissimo parlare di Maria Zambrano, che forse non la conoscete, però è una filosofa spagnola che ha scritto dei testi bellissimi e anche lei sviluppa una visione molto simile a quella di Gadamer e sviluppa questo concetto della ragione, dice lei, poetica. Una ragione che quindi non è astratta, non è semplicemente logica, ma è una ragione che sa entrare in contatto con le cose. Quindi la verità si crea nell'intimità. L'intimità che può essere con degli oggetti, che può essere con delle idee, che può essere con delle persone. Però proprio il riuscire a comprendere le cose è un atto di avvicinamento reciproco. Sempre parziale, sempre incompleto, ma un atto tramite cui quegli aspetti più nascosti, più ineffabili dell'esistenza riescono in qualche modo a farsi strada e a uscire allo scoperto. E questa è la sua idea di una ragione, poi lei la paragona molto alla donna, la chiama anche ragione poetica o ragione materna, e quindi la paragone alla figura della madre, di come la madre si rapporta al figlio. Scrive delle pagine veramente bellissime. Non abbiamo tempo di approfondire, se volete, poi magari alla fine, se abbiamo un attimo di tempo in più, possiamo parlarne. Ora anche qui la citazione molto breve di Gadamer, per tornare un attimo a questo filosofo tedesco, dice: il comprendere è possibile solo quando colui che comprende mette in gioco se stesso e i propri presupposti. Quindi vedete che qui il comprendere, quindi scoprire la verità,
ci mette in gioco in quanto soggetti, non possiamo pensare di rimanere distaccati dal processo di comprensione, ci cambia. E ci cambia proprio perché una parte l'abbiamo vista, no? Cioè in realtà abbiamo già visto tutto, però lo riprendiamo con altre parole. Perché la verità è un evento che disvela le cose, e in questo disvelamento accade quella che Gadamer chiama la fusione di orizzonti. Allora, il fatto che la verità sia evento vi è chiaro? Abbastanza? Sì, ok. Cosa succede nel tentativo di comprendere la verità? Gadamer dice, ognuno di noi, quando comprende, non parte da zero, parte da un orizzonte di presupposti, da un orizzonte di tradizioni, no? Di preconcetti, quelli che lui chiama pregiudizi in generale. Non sono negativi per Gadamer, cioè nessuno di noi può comprendere le cose da zero, cioè senza avere nessun preconcetto, nessun pregiudizio, perché noi siamo cresciuti all'interno di una cultura che ci ha indirizzato in una direzione e quindi purtroppo quella è, e di quella noi dobbiamo prendere consapevolezza, non dobbiamo semplicemente far finta che non esista, dobbiamo invece prenderne consapevolezza, dobbiamo osservarla, dobbiamo capirla e a partire da quella consapevolezza poi possiamo trasformarla. Questa è l'idea. Quindi per Gadamer il termine pregiudizio non è negativo in sé per sé, perché vuole essere quel termine che ci porta a una consapevolezza rispetto all'idea che la comprensione è qualcosa che nasce in un contesto storico-culturale che non possiamo cancellare come vogliamo, e noi dobbiamo sempre lavorare all'interno di questa precomprensione delle cose. Però, dice Gadamer, i pregiudizi diventano problematici quando noi li assolutizziamo e quindi quando noi ci chiudiamo dentro questi pregiudizi e facciamo di questi pregiudizi in qualche modo le mura della nostra casa. I pregiudizi servono per aprirsi all'altro, servono per creare una fusione di pregiudizi, cioè una fusione di orizzonti in cui io mi confronto con l'altro, mi apro alla prospettiva dell'altro, ascolto la prospettiva dell'altro e poi la comprendo, ovviamente eventualmente cambio la mia prospettiva. Quindi il senso fondamentale è che la verità richiede un dialogo, richiede un ascolto e un dialogo dell'altra persona, perché sennò c'è chiusura, ci sono muri e ci sono pregiudizi che diventano effettivamente qualcosa di estremamente negativo. Invece la vera comprensione permette uno scambio, permette un intreccio di varie prospettive. In questo intreccio non ce n'è una che deve per forza avere la ragione, perché anche noi qualche volta, anche quando discutiamo, cerchiamo sempre di trovare uno che ha vinto la discussione, uno che ha ragione. Non è quello il punto, è proprio riuscire a creare questi intrecci, secondo Gadamer, per imparare qualcosa, per provare a mettersi in gioco. E quindi non c'è l'idea che uno deve sovrastare l'altro, si può stare anche sullo stesso piano. Le nostre prospettive e le nostre idee possono stare sullo stesso piano e possono compenetrarsi l'una con l'altra. Mi piace questo, vi vedo un po' annuire. Quindi comprensione e verità, secondo Gadamer, diciamo così, hanno tre caratteristiche fondamentali: l'essere ricettivi, l'essere aperti e il rendersi conto dell'incompiutezza, della parzialità di tutte le cose. E quindi poi grazie a questo appunto ascoltare fondamentalmente, riuscire ad ascoltare gli altri senza partire sempre con quella vocina, tanto io ho ragione, tanto io so di più, che purtroppo qualche volta capita di avere, però se riusciamo un po' a metterla in disparte qualche volta non è male. Bene, avete qualche considerazione da fare magari su questa cosa qui? O qualche domanda? No? Ok. Allora vado avanti.
Qui vi leggo le connessioni che noi abbiamo individuato e trovato tra quello che noi abbiamo visto rispetto al pensiero e alla verità e il visual thinking. Allora, entrambe queste visioni, quindi in questo caso quello che abbiamo detto rispetto al pensiero come un fare e alla verità come un risvelamento, un incontro, sono fondamentali perché appunto ci permettono di capire come il disegno e quindi in generale la rappresentazione grafica che noi facciamo non è semplicemente una copia, ok? Non si limita ad illustrare concetti che noi già possediamo e quindi semplicemente trasporta all'esterno della nostra mente qualcosa di già determinato, già fisso, che non ha bisogno di essere cambiato. È piuttosto l'idea del visual thinking quello di mettere in pratica un processo che è creativo, attraverso cui la conoscenza viene appunto costantemente generata in modo nuovo, quindi si trasforma continuamente, subisce dei cambiamenti e poi viene messa alla prova. Io verifico che quello che ho pensato è giusto o sbagliato, ha un'utilità o non ha un'utilità. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda il fatto che il visual thinking io lo posso fare io individualmente a casa, mentre sto studiando, mentre sto cercando di risolvere un problema, mentre sto cercando di organizzare una lezione, eccetera, eccetera. Però io lo posso fare anche in gruppo. Io posso, per esempio, quando devo risolvere un problema in un'azienda o anche se se siamo un team di insegnanti, dobbiamo creare dei percorsi multidisciplinari, io magari posso usufruire del visual thinking e quindi posso utilizzare il visual thinking in maniera collaborativa, in gruppo. E qui che cosa emerge? Emerge proprio quello che ci diceva Gadamer sull'incontro, sulla compresenza, l'intrecciarsi delle diverse prospettive che si sovrappongono, che a volte entrano in tensione, che a volte riescono a trovare la quadra l'uno con l'altro e proprio in questo dialogo continuo riescono a generare, come scritto, delle intuizioni nuove che magari nessun partecipante avrebbe trovato da solo, sarebbe riuscito a trovare da solo. Quindi c'è proprio l'idea che in questa visione della verità, come qualcosa che si costruisce man mano, che si costruisce passo dopo passo, ecco, il visual thinking può prendere una grandissima ispirazione, sia dal punto di vista ovviamente individuale che da quello collettivo. Emerge un nuovo senso proprio, soprattutto quando lo facciamo insieme, emerge un nuovo significato che è il risultato del lavoro fatto insieme, della collaborazione fatta l'uno con l'altro. C'è qualcuno che vuole fare un commento qua? Sì. No. Ah, niente. Non parla di Nizza. Bene. Buon commento. Buon commento. Come si coordina tutto questo? Ah, sì. Cioè, nel senso che ha bisogno però, soprattutto in gruppo, perché se è 2 o 3 persone che si conoscono in gruppo, tutto questo deve avere un suo processo, una sua organizzazione, un suo modo di essere. Sì, assolutamente. Certo, deve esserci anche, diciamo così, un po' di ordine non tanto nei ruoli, ma proprio nella gestione, sì. Allora, come sapete il team working richiede il team building, cioè il lavorare in gruppo richiede l'imparare a lavorare in gruppo, ok? Quindi effettivamente bisogna imparare perché bisogna riuscire ad accogliere sempre le idee che portano gli altri senza pensare che siano magari un attacco anche alla nostra idea, no? Perché io posso pensare, per esempio, che se dobbiamo fare un lavoro, mi viene in mente un esempio così immediato,
un progetto scolastico, per esempio, no? Su una presentazione, diciamo così, di storia, per cambiare, una presentazione di storia sulla rivoluzione francese. Magari io posso pensare che è giusto iniziare con la situazione della Francia prima della rivoluzione francese, no? E fare magari 3-4 slide. Un'altra persona dice no, perdiamo troppo tempo, poi non riusciamo ad arrivare alla fine, facciamo solo una slide. E quindi lì bisogna essere anche molto bravi, no, ad accogliere, capire che l'altro esprime la sua prospettiva senza voler attaccare noi direttamente, e bisogna cercare il compromesso. Quindi c'è un grande lavoro da fare e ci bisogna, diciamo così, un lavoro sia individuale, quindi di se stessi un po', che degli altri, perché poi è sempre quando si è in grandi gruppi che arriva lo scontro, perché non si accetta quello che dice gli altri e si vuole imporre la propria idea, fondamentalmente. Il mio pensiero era diverso, più che imporre era equilibrare tutte le idee, perché tutte possono essere più o meno valide, ma poi metterle insieme. Sì, in quel senso, dare un senso poi a tutte. Ok. In quel senso. Ho capito. Aggiungo che in realtà poi nel corso online, soprattutto nel modulo dei bulgari e dei lituani, sono stati suggeriti proprio degli esempi pratici proprio per quello che lei chiedeva, cioè delle metodologie, degli esempi concreti di situazioni, di strumenti che noi possiamo utilizzare a seconda della situazione e del problema che stiamo vivendo o affrontando, dalla semplice piramide dei bisogni di Maslow sino all'analisi di SWOT, quindi visualizzare anche le diverse situazioni possono essere strumenti che mitigano situazioni in cui ci siano posizioni anche discordanti, no? Quindi ci sono degli esempi proprio... se no, anche Dewey, no? Se pensiamo. Sì, assolutamente. Quindi analizzare ogni idea che viene proposta dalle persone, no? Quindi vedere tutti i risvolti che ha quell'idea, se sono positivi, negativi, se è giusta nel contesto oppure no, e da lì magari selezionare. Chiaramente dal nostro punto di vista un po' più filosofico è l'atteggiamento che fa la differenza nel momento in cui noi ci approcciamo a una situazione di lavoro di gruppo, di confronto. Se partiamo con una disposizione d'animo di chiusura, o come diceva Gaia, di la mia idea migliore della tua, chiaramente non c'è più questo atteggiamento di apertura, di confronto e di fusione di intenti che potrebbe invece beneficiare ovviamente al gruppo. Ecco. Quindi possiamo dire che il visual thinking è lo strumento per validare empiricamente il pensiero di Gadamer. Sì. Facciamo di Gadamer e di Dewey. Così è incluso. Sì. Dai, mettiamola così, ci sta. Quindi, di questo Dewey sarebbe molto soddisfatto, no? Perché dice, ho la prova dell'esperienza. Quindi forse è ancora più contento di Gadamer in questo. Però sì, no? È bello, no? Perché a volte, vedete, anche in questo caso noi siamo stati un po' costretti a cercare questi collegamenti che magari a cui non avremmo mai pensato, e quindi sono stati stimolanti in questo. Bene, l'osservazione, quindi siamo al terzo punto. Abbiamo visto che Se non avete capito, stiamo qui fino a mezzanotte. Ci sono 5. No, siamo al terzo. Se volete, no. Ho visto le facce preoccupate. Mi sveglia, questi sono più... Cerco di essere più veloce e l'ultimo magari mi interessa perché i miti, non so mai cosa può interessare, però osservazione, ok? Osservazione attiva, noi pensiamo, però noi sentiamo anche la realtà, la vediamo con gli occhi, e forse il vedere, la percezione, no? Perché qui il vedere è sinonimo di percezione, di sensazione della realtà, arriva ancora prima del pensiero, e forse non è così diversa dal pensiero. Per
spiegarvi questo punto qua, devo farvi un po' in realtà una panoramica, perché non so se voi conoscete Merleau-Ponty e se conoscete la fenomenologia. Qualcuno sì? Allora, la fenomenologia è una corrente filosofica recente, più recente diciamo così, del pensiero di Platone, di Cartesio, anche di Dewey. E la fenomenologia fondamentalmente è un approccio semplificato e al massimo che vuole dar conto dell'esperienza così come la vive il soggetto, cioè vuole dar conto dell'esperienza in prima persona, non vuole, diciamo, descrivere oggettivamente l'esperienza che fa qualcuno, ma dar conto di come la persona che fa quell'esperienza percepisce, vive quell'esperienza, e quindi quali sono sempre quelle strutture di senso e di pensiero che agiscono all'interno del nostro fare esperienze e che ci portano a creare nuovi significati. Non so se vi è chiaro. Ok? Il primo esempio che potevo farvi era quello magari dell'andare in bicicletta, ok? Poi leggiamo questo qua che è diverso, che riguarda proprio il vedere. Cioè, se io vado in bicicletta, io posso descrivere quell'esperienza dell'andare in bicicletta come un muovere la gamba destra, anzi salire sulla bicicletta, posizionare i piedi sul pedale, muovere le mie gambe e grazie a non so quali principi, magari questo più informati, riesco a muovere la bicicletta che con le ruote mi fa andare avanti. Quindi do una descrizione che è oggettiva e scientifica di quello che avviene là. Ma questa descrizione qua non mi dice nulla di cosa sta facendo, cioè di cosa sta sentendo il soggetto, di come il soggetto vive quell'esperienza e del significato che quell'esperienza ha per il soggetto. Allora la fenomenologia cerca di descrivere quell'esperienza sulla base di come viene vissuta, non sulla base di quello che si mostra di quell'esperienza. E quindi io sono per esempio un ragazzo di città che va in bicicletta, per me quella è un'esperienza pericolosa, perché io devo stare attenta al traffico, ai semafori, devo stare attenta magari anche ai camion, a tutti gli automobilisti che non rispettano le strisce pedonali. Diventa un'esperienza stressante e quindi ha il valore di un'esperienza che è vissuta con apprensione, che magari mi crea agitazione, che mi crea turbamento. La stessa esperienza però dell'andare in bicicletta, se io la faccio magari in campagna, è un'esperienza completamente diversa, perché in campagna non c'è magari traffico, vado a farmi una pedalata in una stradina che è un po' secondaria, dove non ci sono tante macchine, e quell'esperienza là di andare in bicicletta diventa l'esperienza magari di libertà, perché io sfreccio in mezzo alla strada, non c'è nessuno che mi dà fastidio, posso avventurarmi nella campagna, andare a scoprire dei posti segreti. Quindi vedete che la stessa azione ha delle valenze diverse in base a chi la compie, dove la compie, quando sempre la compie, e la fenomenologia pone attenzione a questi aspetti qua. Altro esempio che possiamo fare è quello proprio della vedere, di che cosa vuol dire osservare, vedere le cose. Qui ho scritto la fisiologia può appunto delineare tutti i meccanismi della visione, descrivendo che vedere vuol dire appunto, il vedere avviene nel momento in cui la luce colpisce la retina del nostro occhio, nel momento in cui il nervo ottico trasmette tutti i segnali al nostro cervello, il cervello sviluppa poi le informazioni che ci sono state trasmesse. Questa è una descrizione, ma noi non abbiamo capito nulla di cosa vuol dire vedere e osservare, cioè manca proprio la qualità dell'esperienza vissuta che noi facciamo, manca proprio la percezione soggettiva di quel vedere là, perché il vedere si connota
in 1000 infiniti modi diversi, ha un significato per la persona che è vista o che vede, ok? Ed è un significato che può essere personale o anche legato alla società. Qui ci sono, anche qui, forse voi conoscete Simone de Beauvoir, ok? No? Lei ha ripreso questa idea dell'osservare, sviluppata da Merleau-Ponty e prima anche da Husserl, e per esempio si è focalizzata moltissimo sull'esperienza dell'essere viste delle donne, quindi cosa vuol dire il guardare che si proietta verso la donna. Lei dice è un'esperienza in molti casi oggettificante, in cui la donna si sente un oggetto, diventa un oggetto. Ovviamente questa non è un'esperienza esclusiva delle donne, e poi chiaramente lei l'analizza per criticare delle strutture sociali. Anche un uomo può fare assolutamente la stessa esperienza. E poi anche una persona che può essere di colore, una persona di una diversa etnia, di una diversa religione, quindi quest'idea, no, del vedere impattante che ci condiziona e che dà un senso diverso al nostro occupare lo spazio, è un'esperienza che è importantissima, cioè una considerazione importantissima che poi noi possiamo applicare a tutte le persone e che ci dà una comprensione diversa di cosa vuol dire guardare, di cosa vuol dire osservare. Ora noi non ci focalizziamo su questo aspetto più sociale, ci focalizziamo più su quello che è l'aspetto, diciamo così, individuale e legato quindi poi al dare significato, perché come magari avete capito, osservare a questo punto vuol dire creare dei significati, vuol dire anche noi estrapolare dei significati sulla base del confronto e del contatto che avviene, no? Nello scambio che avviene attraverso il guardare. Ora, vedete qui come vi ho scritto, lo sguardo è una forma di percezione che anche qui dischiude nuovi aspetti del mondo, del soggetto, perché noi impariamo qualcosa di noi stessi in base a come guardiamo le cose, come ci approcciamo nell'atto di guardare, e anche ovviamente poi l'oggetto stesso che viene guardato, che viene definito poi in modo completamente diverso. Quindi il guardare non è qualcosa di neutro, qualcosa che noi possiamo giudicare come neutrale, che non ha nessun impatto, ha sempre un impatto fortissimo, ci condiziona tantissimo. E ci condiziona perché noi nel guardare selezioniamo alcuni aspetti, li portiamo in luce, altri invece no, li lasciamo sullo sfondo, ci concentriamo su alcuni dettagli, alcuni li dimentichiamo. Quindi entra in gioco tutto un meccanismo complesso che comunque ha a che fare anche con quell'orizzonte di cui parlava Gadamer, perché ovviamente noi guardiamo, il modo in cui guardiamo è sempre condizionato dalla nostra storia, dalla cultura, dalla società, eccetera, eccetera. Ora, questo forse risulta evidente quando guardiamo un'opera d'arte. No, vi capita? Cioè, l'opera d'arte di solito dischiude dei significati diversi in base a chi la guarda, e infatti la prossima volta avremo questo esercizio molto pratico legato alle opere d'arte. Ma mi è mai capitato di andare al museo magari con un vostro amico, guardare la stessa opera e avere dei riscontri opposti rispetto a quello che stavate vedendo, eppure quello che stavate vedendo era esattamente la stessa cosa. Vi è capitato? Sì. Bene. Ecco, questo dimostra proprio come il guardare sia proprio carico della nostra società, della nostra situazionalità, anche proprio del momento che stiamo vivendo, perché tante volte degli oggetti ci trasmettono delle sensazioni diverse, dei significati diversi in base anche alla giornata, a come stiamo quel giorno. Se siamo tristi magari andare a vedere un'opera di, possiamo provare, di Munch, no? Cioè ci fa sentire un peso
l'effervescenza era ancora più forte. Se invece è una giornata più tranquilla, vederla ci può intrigare, no? Ci piace magari anche osservare in maniera distaccata quell'aspetto. Però questo in realtà, questo aspetto dell'osservazione non vale solo per le opere d'arte, vale per tutte le cose, vale anche per i volti. È per questo che in realtà io ho messo l'iride, ma avevo messo anche il volto di questa persona. Volete provare un attimo a 2 minuti, cioè, anzi proprio 2 secondi ci mettiamo a scrivere magari solo un aggettivo che mi trasmette il volto di questa persona, così vediamo proprio come questo guardare cambia da persona a persona. Grata. Ah, è tutto Sì, ok. Gratitudine. Esperienza. ok. Saggezza. Saggezza, Stupore mascherato. stupore mascherato. Poi qualcuno dovremmo chiedere se vuole anche spiegare. Vita. Vita? Vita. Qualsiasi cosa, non è che c'è un giusto o sbagliato, perché ognuno ha una percezione diversa. Fiero di sé. Fierezza, Ospitalità. ospitalità, Curiosità. curiosità. Non so se si vede questa. Beh, comunque, tutti cioè, vedete, no? Tutte prospettive diverse che noi abbiamo su un volto semplicissimo, un volto che, diciamo, apparentemente è chiaro, non è magari un disegno astratto, non è magari il cubismo di Picasso, che uno dice uno deve stare là a interpretare perché il significato non è chiaro. Noi abbiamo un volto umano semplice, chiaro, diretto. Eppure, vedete, ognuno nel guardarlo, questo volto ha estrapolato qualcosa di diverso. E questo vi dà la sensazione, beh, intanto, se ritorniamo alla parte di prima, no? Cioè, com'è bello il confronto e in questo caso anche la collaborazione, perché sono emerse sfumature totalmente diverse. Però anche come il guardare è estremamente soggettivo, non è mai qualcosa in realtà di oggettivo, non c'è un significato che sta là, cioè questo volto non è un significato che sta là che io ancora una volta devo cogliere, non ha una verità oggettiva, esprime una sensazione, un'emozione, esprime qualcosa che sta a me riuscire a cogliere e io lo colgo scusate, sulla base delle mie possibilità, sulla base di quello che so accogliere in quel momento, sulla base della mia apertura in quel momento, sulla base di quello che ho bisogno magari anche in quel momento. Questo per dirvi che anche qui attenzione molto ai volti, perché il modo in cui guardiamo il volto dell'altro, anche di una persona che ci sta a fianco, cambia veramente le cose. Tante volte no, le persone magari fanno quelle smorfie quasi impercettibili, noi non ce ne accorgiamo e non capiamo magari la loro sofferenza o non capiamo il loro bisogno di aiuto, non capiamo la loro, anche a volte la loro gioia mascherata, come è stato detto, stupore mascherato, cioè ci sono tante sfumature e qualche volta dobbiamo riconoscere, ecco, l'importanza dello sguardo, nella capacità dello sguardo di cogliere queste sfumature diverse. Bene, connessioni, qui ce ne sarebbero tante, però la prima ha sempre a che fare con il valore delle immagini. Allora, noi prima abbiamo detto che le immagini non sono copie, quindi che le immagini comunque devono rappresentare le immagini o gli schemi, le rappresentazioni
grafiche devono rappresentare una rielaborazione originale, che è creativa, che è personale. Qui si aggiunge un altro aspetto, che questi diagrammi, queste mappe concettuali sono anche esperienza vissuta, cioè contengono anche la nostra esperienza vissuta, quindi non sono semplicemente qualcosa di creativo, ma sono anche qualcosa di vivo, legato a noi stessi, alla nostra storia, alle nostre esperienze. E questo poi è ancora più evidente sempre quando si lavora in gruppo, come ognuno porta la sua storia, porta la sua vita dentro alla discussione, e quindi le immagini possono avere un carico veramente da 100, da 90, come si dice. Non sono mai e comunque qualcosa di neutro, rappresentano una storia. In un lavoro di gruppo, se si tengono poi le bozze, anche magari individualmente, no? Se si tengono tutte le bozze a volte di lavoro, si tengono poi per volta per scartarle, se noi le teniamo, noi vediamo proprio l'evoluzione continua che subisce il nostro processo di pensiero, il nostro ragionamento, e vediamo come si intrecciano gli orizzonti, le esperienze vissute, le storie, e come tutto si muove poi in una direzione che è inaspettata, appunto, cioè che è una direzione che nessuno poteva prevedere, è una direzione viva, che nasce in quel contesto là. Ok? Questo. Bene. Però qui se vogliamo guardare più nello specifico a quello che è l'osservazione e quindi osservazione e visual thinking, nell'osservazione abbiamo visto che i dettagli contano, i dettagli ci mostrano delle sfumature nuove, e allora anche qui quando noi creiamo una mappa concettuale, facciamo un disegno, utilizziamo dei simboli, quegli elementi anche più piccoli non sono insignificanti. Qui ho scritto per esempio i colori che scegliamo di utilizzare, i segni, i simboli che adottiamo, anche come disponiamo la mappa per esempio all'interno del foglio. Non è qualcosa di secondario, qualcosa di assolutamente inessenziale, è qualcosa che ha comunque un valore. Alcuni colori, per esempio il verde, a me piace molto quando creo le mie mappe concettuali, il verde, perché per me il verde è molto rilassante e anche molto però caldo come colore, non lo so, quindi quando rileggo le cose, le vedo in verde, sono molto attratta da quello che ho scritto, ovviamente io sottolineando, no? O utilizzando il colore verde con il computer. E quel colore là per me è un colore che mi aiuta tantissimo nel tirare fuori certi elementi, anche poi in questo caso nel ricordarmi altri elementi. Quindi quando creiamo queste nostre rappresentazioni grafiche non diamo per scontato i dettagli, perché l'osservazione vive anche di dettagli, come ci insegna la fenomenologia, e dai dettagli creiamo dei significati. Ci siamo? Bene. Siete ancora con noi? È dura, vero? Qui dovrebbero essere le due parti forse più facili, perché siamo a Socrate e Platone. Di Platone noi abbiamo già parlato, di Socrate tutti lo conosciamo? Sì, no, è molto famoso Socrate, ci piace come figura, è veramente una figura molto interessante, perché proprio la sua vita è stata interessante, è molto particolare, però è anche un filosofo che ha rivoluzionato nei suoi anni il modo di fare filosofia, perché poi nella filosofia antica all'inizio i primi filosofi si erano interessati solo della natura, quindi il loro oggetto di indagine era la natura, il cosmo, l'universo. Socrate è il primo, anzi no, non è il primo, perché prima c'erano i sofisti, però è uno dei primi filosofi che dice non ha senso focalizzarsi sulla natura, bisogna focalizzarsi sull'uomo, perché discutendo
sulla natura, cercando di capire la natura, noi siamo arrivati a formulare una quantità di ipotesi infinite, ma sono una contrastante con l'altra, una opposta all'altra. E allora non stiamo andando da nessuna parte, perché ognuno ha detto tutto il contrario di tutto. Noi ci dobbiamo interessare invece dell'uomo, dobbiamo cercare di capire chi è l'uomo. E da questa domanda poi prende avvio tutta la riflessione di Socrate, che è un po' il primo filosofo che riconosce quello che è, diciamo così, il nostro io, la nostra soggettività personale, la nostra coscienza, se vogliamo, quel famoso daimon socratico, che potremmo tradurre anche poi come l'anima, fondamentalmente diventa quella. Però qui Socrate ci interessa per un altro aspetto, che è quello del metodo socratico, che è conosciuto anche come l'Elenkos. Il metodo socratico è un metodo di scoperta della verità, quindi abbiamo visto il pensare, la verità, e adesso vediamo il come si arriva alla verità, come si procede. E il metodo socratico è un metodo fondamentalmente basato sulla domanda, sull'importanza delle domande, piuttosto che le risposte. Sono fondamentali le domande, sapersi fare le domande giuste e lasciare che quelle domande lavorino su di noi, che quindi crescano dentro di noi e ci educhino. E questo è l'aspetto fondamentale. Le risposte, sì, certo, sono importanti, dobbiamo trovare delle soluzioni, ritornando a Dewey. Anche Socrate direbbe non è che si può rimanere sempre senza soluzioni, però le risposte sono qualcosa di contestuale, sono qualcosa di determinato, qualcosa che può cambiare. La domanda invece è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa che proprio lavora dentro di noi, nelle viscere, possiamo dire, della nostra anima. Le risposte le dobbiamo cercare, però dobbiamo essere aperti al cambiamento continuo di queste risposte. Voi conoscete qualcosa del metodo socratico? No? Qualcuno? Che ha sentito anche solo un'informazione vaga, una parola, qualsiasi cosa. No? Ok, allora vi dico che il metodo socratico, diciamo, viene riassunto di solito con due immagini. Vado un attimo avanti, ma in realtà non ho messo le due immagini, questa è solo... torniamo un attimo indietro, dopo ritorniamo avanti. Allora, le due immagini sono quella del tafano, che è una sorta di mosca, e l'immagine invece della levatrice, di chi aiuta a partorire. Ora, queste due immagini, che cavolo hanno a che fare l'una con l'altra, però è così. Allora, il metodo socratico parte con l'immagine del tafano. La mosca, che cosa vi ricorda? Cioè, cosa vi fa venire in mente una mosca, una zanzara? Fastidio, perfetto. Perché il primo momento del metodo socratico è quello dell'ironia e della confutazione. Che cosa faceva Socrate? Socrate si avvicinava alle persone e faceva finta di essere ignorante, cioè l'unica cosa che so è di non sapere, quindi si professava ignorante e chiedeva alle persone di spiegargli che cos'era la giustizia, che cos'era l'amore, che cos'era la saggezza, che cos'era l'anima, eccetera, eccetera. Queste persone partivano in quarta, convinte di sapere, e quindi incominciamo a dire: allora, la giustizia è questa cosa qua. Socrate allora incominciava a fare delle domande di chiarimento, adesso dicevo follow up questions, cioè quelle domande, no, per testare un po' la vera conoscenza del suo interlocutore. E man mano che faceva queste domande l'interlocutore cadeva perché capiva di non sapere. Questa è
l'ironia, perché l'ironia in greco significa anche smascherare. L'idea di Socrate era quella di smascherare la presunzione di sapere delle persone e quindi era estremamente fastidioso, faceva tutte queste domande per mettere in difficoltà il suo interlocutore in modo tale che riconoscesse finalmente che quello che sapeva non era così certo, non era così indubitabile. Capite che però è qualcosa di appunto fastidioso, un po' scomodo, cioè se una persona viene là e comincia a tartassarti e alla fine ti fa capire che non sai, non è che la si prende proprio bene, non so se vi è mai capitato delle situazioni di dover riconoscere di aver sbagliato, non è che siete felicissimi, ecco. E purtroppo questo atteggiamento di Socrate ha avuto un po' anche delle conseguenze sulla vita di Socrate stesso, no? Perché era proprio questo incalzare il suo interlocutore che gli ha creato tantissime inimicizie e che poi è stato poi una delle cause, diciamo così, che lo hanno portato alla condanna a morte. Perché poi Socrate nel 399 a.C. Viene condannato a morte e decide di morire anziché venire esiliato dalla sua città. Però le persone, diciamo così, più chiuse, come abbiamo detto, che hanno più muri, fanno grandissima difficoltà ad accettare di non aver ragione e ad accettare di non sapere quanto sapevano. Chi invece è un attimo più aperto, non che comunque riconoscere di non aver ragione sia facile e non ci crei un po' di dolore, però le persone più aperte incominciavano a mettere in discussione e capivano che questo processo qua è un processo necessario per ricominciare a capire, a comprendere come erano le cose. Quindi era una fase necessaria per liberarsi un po' di alcuni pregiudizi, preconcetti, in modo tale da riuscire a coltivare la verità, in modo tale da aprirsi abbastanza da poter scoprire la verità. Ora qui Socrate, una volta che un po' ha distrutto questi pregiudizi delle persone, questa presunzione di sapere, avrebbe potuto dire alle persone: guarda, questa è la verità, adesso io ti dico qual è la verità e tu la devi ascoltare e memorizzare. In realtà Socrate non fa questo, perché Socrate a questo punto, insieme all'interlocutore, va alla ricerca della verità e, dice Socrate, cerca di far partorire la verità alle persone. Quindi Socrate, che sa di non sapere, non ha la presunzione di dover insegnare al suo interlocutore la verità, ma vuole che la verità venga partorita insieme, venga estrapolata insieme e quindi continua con queste domande, continua il processo di domande, perché attraverso le domande l'interlocutore e Socrate possono confrontare le loro risposte e possono procedere nella costruzione di un nuovo senso, di un nuovo significato. Questa è la parte della levatruce. Platone ce la descrive nel dettaglio, perché voi sapete Socrate non ha scritto niente, quindi anche quello che noi sappiamo è un po' una ricostruzione a posteriori. Quindi qui vedete scritto proprio che la vera sapienza non è del possedere delle risposte già pronte, non è avere fisso in mente, diciamo così, delle verità che ho imparato a memoria e che sono riuscito a ricordarmi, no. La vera saggezza sta nel riconoscere la propria ignoranza, nel riconoscere di non sapere e nell'aprirsi alla verità come a un evento di disvelamento oppure come a un processo. Quindi essere sempre pronti a ricominciare da capo, a dover rimettere in discussione le nostre idee, le nostre convinzioni e continuare questo lavoro continuo su se stessi e di confronto con gli altri. È tutto chiaro? Ok. Capite che in questo caso
uno dei punti di contatto più forti tra Socrate e Visual Thinking riguarda l'educazione, no? Quindi riguarda qui appunto l'apprendimento, sia la didattica che l'apprendimento. Allora, da un lato il professore, l'insegnante, oppure anche al lavoro il capo, non deve semplicemente, no, dire si fa così. Si fa così e tu devi imparare che è così, basta. Se non lo impari, allora vuol dire che non sei abbastanza bravo. No, il processo di apprendimento è un processo attivo, dinamico, da entrambe le parti, sia da parte dell'insegnante che da parte dello studente, sia da parte, diciamo così, del datore di lavoro, della persona che lavora, perché è un processo in cui bisogna scoprire passo per passo la verità, bisogna ragionare insieme in modo tale che quello che è la verità, tra virgolette, o quello che è il metodo che dobbiamo seguire venga interiorizzato da noi, venga veramente compreso, non solo registrato passivamente o memorizzato passivamente. Deve coinvolgerci fondamentalmente. Non semplicemente a livello attivo, ma anche a livello proprio di ragionamento ci deve coinvolgere, lo dobbiamo capire a fondo. Oltre a questa parte, quindi legata proprio alla conoscenza vera, a questa dinamicità e attività sia del processo di insegnamento ma anche del processo di comprendere le cose, Socrate ci fa capire che le rappresentazioni grafiche, quindi aggiungiamo un altro elemento, non sono copie, ma non sono copie neutrali, ma sono il risultato di una collaborazione che contiene l'esperienza vissuta. Queste rappresentazioni grafiche, più che svolgere il ruolo di risposte, possono svolgere il ruolo di domande. Quindi queste rappresentazioni grafiche possono stimolare la curiosità, la meraviglia, cioè non deve essere una rappresentazione che chiude. Io la vedo, ok, devo memorizzare queste cose, sono a posto. No, è una rappresentazione che invece deve aprire sempre, quindi mi deve stimolare accendendo la mia curiosità, invitandomi ad andare oltre, a ricercare, a continuare a riflettere. E qui vedete, disegnare da questa prospettiva non significa fissare un significato che è poi è contenuto nella risposta, ma significa creare spazio sempre di dubbio, di possibilità di domande, in modo tale che l'indagine poi possa andare avanti. Quindi in una mappa cerchiamo sempre quell'apertura. Tante volte è bello, non è la mappa, segnare anche qui domande proprio, vere e proprie domande che possiamo fare, di cose che non abbiamo capito, di cose che potrebbero essere in un altro modo, in un'altra prospettiva, oppure anche di collegamenti che ci vengono in mente in quel momento, con la nostra esperienza concreta, con un'opera d'arte, un film o con altre cose che abbiamo studiato. Cioè deve essere una sorta di microcosmo, ecco, questa rappresentazione grafica. E in questo la filosofia ci insegna, ci aiuta, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento, a creare appunto delle mappe che sono dei microcosmi. Bene, abbiamo quasi finito. Siamo praticamente arrivati alla fine. Due parole, dico veloci, così poi magari se avete delle considerazioni da fare o delle domande abbiamo un attimo di tempo. Ora, il visual thinking è sicuramente una metodologia moderna, è una metodologia che si è molto diffusa, che viene utilizzata, come abbiamo detto, in vari ambiti, però è anche vero che il pensiero filosofico, come avevo un attimo anticipato, ha fatto uso dell'antecedente del visual thinking. E l'esempio che abbiamo fatto noi è quello, in questo caso solo di Platone, nel corso ci serve anche Aristotele, perché Platone ha avuto questa idea molto geniale di spiegare i concetti filosofici tramite dei miti. In tutti i suoi dialoghi, in tutte le sue opere, Platone ha
accompagnava molto spesso la spiegazione di alcuni concetti complessi con delle storie. Non so se qualcuno per esempio ha mai sentito il mito del cocchiere, no? Dell'anima tripartita, quindi del cocchiere della bigalata, no? Quindi questo cocchiere che guida un carro che ha 2 cavalli. C'è un cavallo bianco e un cavallo nero. Ora, questa immagine qua del cocchiere che guida il carro con i 2 cavalli, Platone la usa per far capire che cos'è l'anima e come, diciamo così, come agisce l'anima, cosa succede all'interno della nostra anima. Perché dice, la nostra anima è divisa in 3 parti. C'è un'anima razionale, in questo caso è rappresentata dal cocchiere, e l'anima razionale deve guidare, perché la ragione, secondo Platone, aveva proprio lo scopo, l'obiettivo di guidare tutte le nostre azioni, i nostri comportamenti. E chi deve guidare? In questo caso deve guidare 2 cavalli, il cavallo bianco e il cavallo nero. Ora, il bianco è sempre associato, diciamo così, un po' alla bontà, il nero invece no, è il contrario. Quindi il cavallo nero è legato a quella che è l'anima concupiscente, cioè l'anima che desidera, legata proprio all'istinto, a tutti i desideri anche più corporei, mentre il cavallo bianco è legato all'anima irascibile, la chiama lui, che è invece quell'anima coraggiosa, quell'anima che agisce per proteggere, diciamo così, che compie delle azioni in vista di una protezione. Quindi il cocchiere, l'anima razionale, deve guidare i 2 cavalli e questo per lui è l'immagine della nostra anima. Lui utilizza una vera e propria immagine per descriverci l'anima, come opera la nostra anima e cosa avviene all'interno della nostra anima. E quindi un visual thinking di 2000 e passa anni fa. Tra l'altro questa immagine ha avuto grandissimo successo perché anche Freud l'ha ripresa per descrivere appunto le 3 parti, no? Ancora non aveva formulato l'estensione S io superiore, ma per descrivere la parte conscia, inconscia e preconscia riprende proprio l'anima di Platone. Però Platone lo fa anche con altri miti, no? Per esempio lui sviluppa il mito di che è l'ultimo libro del suo testo più importante della Repubblica, in cui lui ci descrive cosa succede alle anime dopo che muoiono. Ovviamente nessuno può avere la conoscenza certa, no, di cosa succede e come facciamo a descriverlo tramite il ragionamento, cosa succede dopo la morte. E allora anche in questo caso Platone utilizza un mito, utilizza una storia per descrivere quello che avviene. L'ultimo esempio che vi faccio, poi chiudo veramente, è quello del mantello, diciamo così, di Gige, perché lui dice, fa questo esempio per farci capire se l'uomo effettivamente è giusto oppure no. Lui dice, se noi avessimo, in questo caso svegente, questo mantello dell'invisibilità o questo anello che ci permette di essere invisibili agli altri, noi continueremo a comportarci in modo giusto o diventeremo ingiusti dal momento che nessuno sa che siamo stati noi. Quindi anche qui utilizza l'espediente di uno strumento, diciamo così, magico per farci capire che l'anima dell'essere umano o l'essere umano in generale non è così buono, è così giusto come possiamo pensare, che la tentazione poi di comportarsi in maniera ingiusta quando sappiamo che nessuno ci può incolpare, che nessuno ci può vedere, è molto forte. Ecco, quindi fondamentalmente Platone è un precursore di questo visual thinking in modo un po' diverso, però tramite queste storie, che a volte si possono riassumere in vere e proprie immagini, quindi disegni,
e sempre, no, questo utilizzo dell'immaginazione, questo utilizzo del disegno per poter articolare pensieri complessi e poi comunicarli agli altri, e quindi far sì che le proprie idee siano comprensibili a un pubblico molto vasto. Bene, io ho finito, ho parlato abbastanza, vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Facciamo un applauso. Sappiamo che in realtà tornerete a casa con questa immagine di Socrate, Mosca, allora è stata una serata bella densa. Io ringrazio Gaia perché è stata un'operazione eroica, aver riassunto così tanti secoli diversi di storia del pensiero. Non è facile, però ha costruito questo filo rosso che lega l'idea della filosofia del pensiero critico al pensiero visivo. È quello che abbiamo cercato di fare nel corso, che dopo vi invieremo, che potete assolutamente guardare domani che piove, quindi avete 40 ore a disposizione di videocorso ulteriori da questa sera. Però ecco, è l'idea che abbiamo cercato di così trasmettere, però vorremmo sperimentare noi stessi in primis qui al museo Antonio Gipsoteca Antonio Canova con delle opere che abbiamo selezionato, un po' sulla base di quello che Gaia ha detto stasera, però sappiamo da dove partiremo, non sappiamo bene dove arriveremo, perché questo è il gioco delle domande della filosofia, e quindi l'idea di lavorare insieme con delle opere e intorno a dei concetti è per noi innanzitutto stimolante. Quindi vi invito davvero a proseguire i prossimi sabati con noi. L'ingresso al museo sarà finanziato dall'Europa, quindi avrete l'ingresso sostenuto appunto dal bando europeo. Ovviamente i posti saranno un po' più limitati perché è un'attività più intima, più raccolta, quindi non potremo essere così numerosi, però insomma, quindi prenotatevi al corso. Al workshop, scusate. Avete osservazioni? È stata intensa, Ok. Complimenti. Complimenti davvero, sì, perché è stata un'impresa, devo dire. E poi se invece siete più interessati a tutto il lato pratico, quindi cos'è il visual thinking, come si è sviluppato, quali metodologie ha sviluppato, quali strategie, quali esempi concreti, davvero il videocorso fatto molto bene, soprattutto da parte bulgara, devo dire, hanno dato in modo molto chiaro, molto semplice, veramente un ottimo punto di partenza per utilizzarlo in diversi contesti educativi, aziendali, familiari, anche relazionali più intimi, di gruppi di lavoro, ambito sportivo. Davvero le casistiche per utilizzarlo sono le più disparate, è veramente un ottimo strumento e anche semplice, probabilmente lo utilizziamo già ogni giorno, non ce ne rendiamo conto, però può essere implementato, strutturato e diventare veramente efficace. Ecco. Quindi grazie perché avete insomma così assorbito così tante informazioni, spero che possiate tornare a casa oltre con la visione di Socrate Mosca anche con qualcos'altro di più stimolante. Ovviamente grazie anche a Eleonora e Silvia in particolare ha sperimentato in diretta questa sera il visual thinking, nel senso che ha riprodotto, riprodurrà poi anche a posteriori quanto emerso da questa serata attraverso il disegno, quindi il fumetto. Quindi grazie. Ancora in servizio perché mi sono state chieste le generalità da firmare, quindi dobbiamo dare prova ovviamente all'Europa che noi esistiamo, facciamo cose reali nel territorio, quindi è la cosa che ci viene chiesta ogni volta che facciamo questo tipo di attività. Quindi grazie per averlo fatto. Buonanotte. Grazie.